Buonasera, una puntata abbastanza particolare per quanto concerne la nostra serie Cari Sardi, cara Sardegna e come sottotitolo Ritratti sul filo della memoria. Il filo della memoria in questo caso è da recuperare in epoca più che recente, anzi recentissima, perché stiamo per parlare di sport, in particolare stiamo parlando di kickboxing e il campione del mondo ha conquistato il suo primo titolo mondiale appena 48 ore fa. Stiamo parlando della manifestazione valevole appunto per il titolo mondiale dei pesi supermedi per la specialità full contact che fa parte del kickboxing e abbiamo ospite in studio Alessio Rondelli. Alessio Rondelli che ha conquistato il titolo appunto 48 ore fa, ha 27 anni, nativo di Carbonia. Questo crea anche qualche problema per via del cognome perché non vieni immediatamente identificato come atleta sardo. Sì, l'avevo già detto un'altra volta in questa trasmissione stesso che è di origini romagnole il mio cognome. Quindi probabilmente genitori o nonni che sono arrivati a Carbonia sì, nonno, sì. negli anni di che cosa? Della miniera? Della miniera, sì. Senti, l'idea di praticare questo sport, che fra l'altro vedo, guardando i tuoi dati, non è che abbia iniziato da giovanissimo, perché i primi risultati parlano del 1996. Sì, quindi... risultati agonistici, ma a dire la verità ho iniziato a praticare il karate quando ero piccolo, quando ero veramente piccolino, avevo credo 12 anni, ma iniziai, poi il karate contact si chiamava al tempo, lo feci per qualche anno, molto... andavo pochissimo in palestra. Scelta tua o dei tuoi genitori? Perché molte volte... No, scelta mia. Scelta sì, tua. perché siamo iscritti alcuni amici, allora ecco. mi avvicinai anch'io un A po' traino. per quel motivo, sì, a traino. Però ero un po' incostante, anche se già da allora, diciamo, avevo una certa talentuosità nel calciare. Però per l'agonismo, cioè per trasformare poi... avevo provato anche qualche garettina, proprio anche di karate tra l'altro, non con risultati, insomma, un po' così. Invece il kickboxing full contact, quando? Nel 96, poi qua c'è il palmarès e mi aiuta anche. Sì, nel 96 in occasione di un campionato europeo di Giampaolo Spano avevo il full contact, parlando del full contact, e avevo combattuto con un ragazzo, con un atleta di Chico tra l'altro di Giampaolo. Il primo incontro ho perso per giunta, perso bene, di misura, però ho perso, sì, proprio in quel periodo lì. Un ragazzo, tra l'altro un amico, Stefano, che poi ho rincontrato qualche mese dopo e l'ho battuto. Questi sono gli incontri a livello regionale. Sì. Poi ci sono le esperienze internazionali. Sì. Poi da lì, insieme a Massimo Casula, siamo partiti per Bergamo. La prima volta a fare il primo campionato italiano ero emozionatissimo perché immaginavo ci fossero chissà quali mostri. Il campionato italiano di full contact suonava, era una cosa grandissima e feci 3 incontri da dilettante, comunque col caschetto, da 3 round, anzi da 2, era in seconda serie e li misi tutti e 3 e diventai campione italiano appunto per la prima volta nel 96. Senti, e da lì siamo partiti. E poi i risultati sono quelli che vedremo più avanti nella trasmissione. Eccetera. Non fai solo questo, ovviamente abbini l'utile al dilettevole perché fai anche l'insegnante nelle palestre cagliaritane, body sport e palaistiche. Sì. Adesso con questo titolo chissà quante iscrizioni, quanti vorranno venire per essere seguiti da te, però studi anche. Sì, studio in scienze dell'educazione, ex pedagogia, vado un po' a rilento anche perché... Compatibilmente con l'impegno agonistico. Esatto. Adesso da campione del mondo, nei paesi dell'est c'è la promozione sul campo per l'acquisizione di meriti sportivi, qui no. No, qui no. No. No, qui non bisogna penso studiare proprio.
e andare a dare Mi l'esame. astenivo dall'andare a dare Come l'esame, vivono sì. quelli che non frequentano palestre e magari ti conoscono come loro compagno all'università, questa tua attività? Sono fra i primi Ma tifosi oppure ti non, giudicano? se devo essere sincero, non frequento tanto l'università. Sì, ho i miei colleghi, le mie colleghe, perché è una facoltà dove Sì, sono prettamente soprattutto femminile, prettamente certo. femminili, esatto. E quindi mi sento con loro, mi danno una mano, però eh, sì, sanno che combatto, mi chiedono, mi fanno gli auguri quando vinco, ma è una cosa che mi tengo per me, diciamo, non. Fa parte di un'altra sfera dei tuoi Esatto, quando rapporti incontro personali. queste persone parliamo di studio, di cose del genere. Senti, Poi allora, in altri andiamo, ambienti, andiamo con le immagini alla serata di sabato. eccoci qua. Qui siamo nello spogliatoio poco prima di salire sul ring. Hai appena visto, mi pare 24 ore prima, il tuo avversario che Sì, non sì, conoscevi no, se non per fotografia. sì, Hai sì. anche scoperto solo all'ultimo momento che è un mancino, Sì, che la cosa non è che ti entusiasmasse tantissimo, no? non proprio l'ultimo momento, diciamo che dalla foto che ci avevano mandato dalla federazione lui si è presentato, come vedi, con la destra leggermente avanti, quindi da qui abbiamo pensato che potesse esserlo, ma non avevamo la Quindi un certezza. guardia a destra, quindi mancino Guarda la come destra, portatore di sì, colpi. sì. Raccontami qua, circa 2000 persone che sono venute a Mia- vedere te. Sì, è Eh? un'emozione grandissima. Prima preoccupazione, mamma mia, e se dovessi fallire proprio oggi, al di là Esatto, dei danni fisici che ne potevano derivare, esatto. il problema era il pubblico. Finalmente questo signore sale sul palco, lo vediamo, ha perso 3,1 kg in un'ora perché aveva problemi per rientrare Sì, nelle operazioni di peso. Questo è il suo coach, lo stai guardando un qui? uomo, sì, sì. No, Eh? vabbè, ero concentratissimo qui. Mi passavano in testa mille cose. Qui l'inno è uno dei momenti più belli sicuramente, sentire l'inno nazionale che suona per Sì, te, no? sì, sì. Questi sono i tuoi amici, Sì, presumo, sì, no? quella era la parte, Eh? diciamo, l'ala più calorosa del pubblico, gli ultra, diciamo. Che a un certo punto, verso l'11ª o la 12ª ripresa, diranno qualcosa e tu che sei all'angolo nell'intervallo prima dell'ultimo round hai ancora la concentrazione o la follia, lo vedremo dopo nelle immagini, per E girarti, riprenderli. guardarli e dire non so che cosa. Qui siamo già A alla. cose fatte. Sì, siamo già a cose fatte. Parliamo un attimo di questa vigilia. Quali erano le sensazioni? Non Eh, conoscere assolutamente, non aver mai visto combattere il Sì, proprio questa avversario. era la preoccupazione più grande, perché comunque sicuramente, vabbè, io non sottovaluto mai i miei avversari, non li ho mai sottovalutati. Questo in special modo, perché questo si presentava da campione del mondo 5 anni mi pare che dal detenesse. 99, sì, Ah, no, quindi quindi sono tre 3 anni, anni sì. praticamente. Dal 99 poi ci hanno dato poche informazioni su di lui. Tra le poche c'era però il suo palmarès che era impressionante, aveva pare 59 incontri fatti e 52 vittorie riportate, il che è veramente impressionante. Ci hai dormito la settimana prima, sì. Mm, poco, Poco. poco sicuramente. Poi finalmente vi siete trovati sul ring, possiamo andare a vedere la prima ripresa. Eccoci qua. Cosa fai qui? Studi? Sì, sì, sì. Pensi già a cosa fare? Lo sfidante normalmente ha il No, compito. sapevo già cosa fare, perché comunque il guardia a destra ti limita nei colpi da portare, diciamo. Bisognava lavorare molto col braccio destro e con la gamba destra, però vabbè, diciamo, avrei dovuto controllarlo anche col sinistro e qualche volta l'ho fatto. Qua diciamo, stiamo cercando, più che Sì, la strategia, sto cercando la la distanza, distanza. capire che distanza ha lui di combattimento. Il fatto che non era più alto di me sicuramente mi è stato di grosso aiuto. Se non altro ti ha Mi ha tranquillizzato sul problema tranquillizzato. dell'allungo, no? Sì, sì. Sì, poi in questo sport qui dove ci sono anche le gambe di mezzo, mm,
la lunghezza degli arti è fondamentale, sì. Intanto lì abbiamo capito che ci mancano 10 centimetri per arrivare a colpirlo, no? Perché hai provato il calcio. Sì, infatti. Ecco qua, qui lo para lui. Però ancora nessuno dei due è riuscito a piazzare un colpo. No, stiamo ancora affondando, da farsi sentire. Anche perché per me era la prima volta. Eccolo qua. Questo è arrivato. Il calcio laterale, sì. Eccolo qua, un altro all'indietro questa volta. Qui prendi i primi colpi, la sensazione qual è? Che fa male o cosa? No. A parte che vabbè, non è neanche arrivato pieno. L'hai attenuato coi guantoni? Sì, è arrivato sui guanti. Eccoci qua. Questo è arrivato? Sicuramente, no, parzialmente è arrivato sui guanti anche a lui. Insomma, è arrivato... Aveva comunque un buon occhio. Questa ripresa mi è servita per capire che riusciva a vedere i miei colpi, capiva quando partivo, quindi prima di partire dovevo accorciare leggermente, per quanto almeno riguarda i calci. Ecco, qui il pubblico la vedremo solo in questo round. Quando si è lì si riesce anche a vedere chi è la ragazza che passa sul ring, roba del genere, oppure no? No. Assolutamente no. Oddio, nonostante sia una bellissima ragazza. Avevi altro per la testa? Sì. Qua sono scivolato, qua il ring sì, perché poco prima c'era stata un po' d'acqua, un po' di gocce d'acqua, quindi era ancora troppo umido. Ecco, questo è già un primo colpo affondato, anche se comunque è arrivato sulle braccia. Però c'è da dire questo, che anche quando arrivano sulle braccia i calci del full contact si sentono. E ne so qualcosa perché sì. Insomma ecco, è arrivato un destro a segno, un diretto destro, che lui ha sentito, tant'è che si sta chiudendo all'angolo. Ecco qua, un circolare destro. Qui un siamo circolare... appena alla seconda ripresa e questo va già a terra. Cosa hai pensato? Troppo facile? No. No, non ho pensato troppo facile, ho pensato l'ho preso bene, ha perso l'equilibrio. L'ho preso bene nel fianco. Qua... Sei entrato bene con gli arti superiori. Sì. Prima che iniziassimo... Qua ho rischiato, vedi, perché mi sono abbassato, contemporaneamente lui ha calciato, però per fortuna avevo le braccia in mezzo, avevo le braccia a proteggermi. Tra l'altro vedremo che il suo calcio sinistro portato in quella maniera è forse il colpo migliore del suo bagaglio tecnico, sì, no? Sì. Se non migliore, comunque il più incisivo, perché poi, diciamo, anche con le braccia, con la box non mi ha impensierito particolarmente, anche perché, ripeto, non essendo più alto di me, riuscivo a controllarlo bene pugilisticamente, abbastanza bene. Più o meno l'altezza è uguale, no? Era poco più basso. Qui adesso vediamo a rallenti. Eccolo qua il destro, sì. Vedi che batte in ritirata, lo sente e batte in ritirata. Cioè, ti sei accorto di avergli fatto male? Sì. Vieni. Cosa vuol dire quello? Il circolare. Non lo so, sono pensieri dell'attimo. Forse qui un'altra fase. Qua ho rischiato, vedi, qua è quando, come ti ho detto prima, ho rischiato. Anche se c'era però un sinistro visto adesso da questa inquadratura. L'incontro. Qua sono andato a vuoto rischiando, vedi? Quando si tirano questi calci alti così e non vanno a segno, appunto il rischio è che prenda sul tempo la situazione l'avversario e la sfrutti. Sempre il calcio sinistro suo, però attenuato dal fatto che stessi arretrando. Sì, diciamo che il segreto per attenuare appunto il suo calcio sinistro era quello di girargli a sinistra, quindi anziché andare incontro al calcio, andare dalla parte opposta, diciamo. Che non l'ho fatto sempre, però insomma. Perché bisogna mantenere concentrazione e lucidità per tutte e 12 le riprese, non sempre. Quella è importantissima. Ancora. Ecco, qua un calcio mio basso a segno.
Ti stai dando la sufficienza fino adesso, sì? Sì, sì, sì. Un altro. E qua è il primo, sì, il primo vero Sembra averlo sentito in conteggio. ritardo, no? Sì, sì. Perché fa 2 passi Questo. indietro, poi gli manca qualcosa. Intanto non credo di averlo detto all'inizio, si chiama Jean Martin, è un francese, campione del mondo della specialità, in carica da più di 3 anni. Un destro preciso alla punta del mento. Qui sto cercando di sfruttare la situazione, anche se poi andava sulle corde, non riusciva ad inquadrarlo bene perché aveva una buona mobilità Sì, spostava col continuamente la tronco, non testa, riusciva a no? inquadrarlo, e quelli erano colpi decisivi, se arrivavano perché erano caricatissimi, montanti, ganci. E anche qui non bisogna perdere la concentrazione comunque, perché di rimessa ed orgoglio potrebbe sempre tirare il suo colpaccio, visto che siamo pesi super medi. Ecco qui un altro montante che c'è un altro destro a segno. E qui vedi, ho preso io un colpo sullo scadere della ripresa. Non è molto Perché convinto visto così. Adesso vediamo il rallenti. sì, soprattutto dopo il secondo conteggio, diciamo, quello col destro. Questo penso. Eccolo lì. Perfetto, davvero pugile, guarda, guarda, vedi? Sì, sì. È rimasto in piedi, poi gli si è spenta qualche cosa, Mm. gli è mancato l'appoggio sulle gambe. Ecco, come ti dicevo prima, qua cercavo, qua sicuramente stavo caricando i colpi, cercando di chiudere il match. Al secondo round, o al terzo, e questo è il terzo. Questo è il terzo, sì. Sì, no, dai. Già lì stavi pensando. Sì, perché comunque Dici, quando le gambe fanno così e riesci a metterla a sedere con un colpo, vuol dire che l'ha accusato, e sempre con la dovuta lucidità devi cercare di sfruttare la situazione. E sfruttare la situazione in quel caso significa continuare ad infierire. continuare a picchiare. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, Ok. rientriamo tra poco. Planet Internet Caffè, il nuovo... Siamo tornati in studio, stiamo esaminando il match mondiale che ha consentito ad Alessio Rondelli di conquistare il titolo per l'appunto a spese di Jean Martin, un francese che deteneva il titolo da oltre 3 anni. Abbiamo visto le prime 3 riprese, adesso continuiamo e in questo blocco esamineremo la quarta, la quinta, la sesta e la settima ripresa. Regia? Un po' il pubblico, le persone che mi stavano accanto mentre seguivano dicevano sta studiando, parlando del campione in carica fino a quel momento, sta studiando, prima o poi si scatena. E un po' la sensazione di tutti era quella che ancora non avesse iniziato il match il campione. Però è una strana strategia doversi prendere dei conteggi. Comunque in questi sport, quando l'arbitro conta, significa che ti ha visto seriamente in difficoltà, quindi insomma una strategia un po' strana. Tu invece che La cosa sua. stavi pensando? No, io lì ho capito che forse non era imbattibile come avevamo poi magari pensato alla vigilia, che non era così difficile riuscirci, che dovevo crederci. E lì il fattore psicologico è importantissimo. Anche perché a E- questo punto sei in grado di valutare anche la pesantezza e l'efficacia dei suoi colpi, sia quelli sì, degli arti superiori che degli arti inferiori. sì, io ripeto, con i pugni non mi ha impressionato la potenza, anche perché credo che non mi aveva mai dato un colpaccio tale da farmi piegare le gambe, diciamo, con le braccia, però riconosco la forza che aveva nella gamba, la sua sinistra, la sua posteriore, diciamo. E ne ho anche i segni. Qui sembra che non ti abbia fatto niente fino adesso. Poi dico così, ovviamente stiamo a guardare, i colpi sono arrivati anche a me.
Qui il pubblico si fa sentire solo nell'intervallo tra un round e l'altro, per il resto guarda quanta gente. Sì, c'è Questa è solo è un quarto della prospettiva del pubblico. Sta per iniziare la quinta ripresa dove staremo a sentire soprattutto anche l'audio di fondo, perché cominciano un po' da tutte le parti del ring a dirti che cosa devi fare. Ad arrivare ai suggerimenti, sì, che se uno dovesse stare a sentire tutto uscirebbe fuori un... perché c'è chi ti dice affonda, chi ti dice gira intorno, chi ti dice stai attento, chi ti dice picchialo. Chi aspettalo, chi attaccalo. Ovviamente lì bisogna ascoltare l'angolo. Ecco, qua l'ho calciato al viso con la gamba sinistra. Lui invece ha fatto che cosa? Una scorrettezza? Sì, ha fatto una spazzata però non corretta, che l'arbitro l'ha subito richiamato. Quindi ha cercato di togliermi l'appoggio dal piede davanti, dal piede anteriore. Qua se non sono andato a segno. Da notare che dall'angolo ti hanno detto gancio sinistro, poi immediatamente dopo col destro. Grazie, il tifo è gratis. Questo è Massimo Casula che... Sì, ecco, è andato a segno un'altra volta col destro. E nonostante i colpi, come vedi, sta cercando di tenere il centro del ring. Il campione sono io, insomma. Sì. Quello più che altro è disturbo per non farti avvicinare. Esatto, sì, sono colpi di disturbo. Comunque per tenere la distanza, ma... Qua mi ha anticipato, ho perso un attimino. Ecco, tu hai molto questa figura che quando fallisce il primo calcio portato hai immediatamente, dopo la giravolta, scusa se non uso termini tecnici, ma vedo che cerchi di proteggerti. Dare un calcio di sbarramento. Ecco, cosa che invece non ho mai visto fare a lui. Sì. Un calcio che tiro per spezzare ogni suo tentativo di contrattacco alla mia azione. Allora, questo è il rallenti relativo alle azioni più significative del quinto round. Hai appena incassato sul fianco un suo calcio sinistro, qui ti ha... Sì, qui mi sono sbilanciato un attimino. Mani basse. Le tue? Sì. Poi qui sei partito coi pugni da lontano. E ho chiuso l'azione col calcio, una bella azione. Non incisiva, però comunque che faceva punti. Perché 12 round bisogna cercare di fare più punti possibili, non ricercare il KO, nonostante l'abbia fatto, diciamo, però ho cercato di fare tutte e due, di dare i colpi incisivi ma anche di fare punti, come mi è stato chiesto giustamente dall'angolo. Credo che riesci ad andare via abbastanza facilmente, magari non qui, Magari non qui. Sì, perché comunque, ripeto, il fatto che non era più alto di me mi permetteva di controllare bene la situazione. Da lungo importantissimo. E qui qualche rischio. Eccolo lì, è arrivato un altro destro mio a segno. Vedi quello che ti dicevo prima, di ammortizzare il colpo andando a sinistra, il suo di gamba. Poi ci sono dei momenti invece che lo faccio andare a bersaglio perché voglio cercare di rimessa, di lavorare con le braccia, e quindi devo subire il suo calcio. Per poi da lì ripartire con l'azione per partire offensiva. subito offensiva con le braccia. Anche se alla lunga i suoi calci poi si sono fatti sentire, insomma.
avevo tutto il fianco segnato, Sì, beh, l'avambraccio abbastanza tumefatto. perché poi Eccolo qua un destro a segno. se ti va bene riesci a bloccarlo con l'avambraccio, col tuo avambraccio destro, il Gancio calcio. destro. Se arriva ti arriva sul fianco. Sì. Ecco qua, in difficoltà, qualche colpo a vuoto, affondato, ma purtroppo a vuoto perché, ripeto, era buono in difesa, cioè aveva una buona mobilità, non riuscivo ad inquadrarlo. Qui vengono riproposte alcune delle fasi a rally. Qui entra. Cioè questa è una fase dove Meglio andare ho via. subito un po', sì, meglio andare via. Meglio andare via. Per fortuna che... Ecco, specifichiamo per coloro che non seguissero lo sport, quella che indossate non è una scarpa completa, in quanto la pianta del piede È del libera. piede nudo è libero e tocca direttamente sul tappeto. Avremo un dettaglio poi più avanti. Eccolo Bello. il destro. Questo è il destro d'incontro, no? Mm-mm. Ogni tanto lui aveva questo vezzo come per dire non ho mai fatto niente. Sì, 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 sì. Vieni avanti, vieni che non mi è successo nulla. Anche qui il gancio destro a segno. E qui ho capito, mi sono accorto che era in difficoltà e ho cercato di affondare. Però lui, vedi, si piega sul ecco, tronco, sì, guarda, toglie guarda, la guarda, testa, sì, ha sì. ancora la lucidità di andare via. Gli occhi com'erano? Non mi sembrano molto vispi. Lo sguardo dell'avversario, No, sì. no, in quei momenti, anzi, riuscivo a vedergli la paura negli occhi, nei momenti in cui era in difficoltà. Questo è il dettaglio delle Sì. tue calzature, chiamiamole I calzari così. si chiamano, sì. Calzatura se fosse chiusa. Che poi abbiamo quelli, ma sotto anche un paratibia per riparare appunto il collo e la tibia, che arriva sin quasi su al ginocchio e che non si vede. Qui secondo me lui ha capito che o si sveglia in questo round oppure sta andando verso la sconfitta. Sì, perché comunque ero già in vantaggio. Poi quando si infligge un conteggio all'avversario, comunque la ripresa la si vince Sì, con parecchi punti di vantaggio, esatto. Quindi qui sta tentando di recuperare il tutto per tutto, anche perché non vedo un atteggiamento da cercare colpo risolutore, è proprio un tentativo di recupero di punti. Sì, Puoi sì. dirmi che non è così? No. Questa è la sensazione che ho avuto almeno. Sì, stava cercando di tirare un numero di colpi superiore, cioè ha lavorato di più lui a partire da questo round. È il settimo. Cioè ha tentato, sì, anche se comunque tra un pochino riesco, se non sbaglio, a riprenderlo, a rimetterlo in difficoltà. Sì, perché qui si ha proprio la sensazione che a questo punto abbia esaurito la benzina. Da questo momento sarà un calare prima impercettibile, qua poi c'è un sempre calcio più al viso. evidente. Vedi, non mi hai fatto Un niente. calcio destro al viso. Ha un bel movimento di tronco comunque, Sì. riesce a toglierti il bersaglio. Guarda, guarda, poi questo continuo a guardare verso l'angolo. Dimostra la sua insicurezza. Questo forse è la sua fase migliore del match, oltre che del round. Sì. È quello in cui, ovviamente tifando tutti per te, siamo preoccupati più del previsto. Qua c'è un tiro adesso, un sinistro d'incontro, ecco, lo vedi? E lui lega, ciò significa che ha bisogno di riprendere fiato e ha sentito quel colpo. Lo tiene Qua due... il calcio al viso, hai visto? Di destra, questo è un colpo che fa male. Ha detto di no. Ecco, mi dice, no, non mi ha fatto niente. Vabbè, torna sotto che... Ottava ripresa, ancora
problemi col calzare. E qui francamente devo dirti la verità, nel corso di questo round abbiamo iniziato a pensare che non sarebbe finita al 12°, ovviamente in tuo favore. Ecco, questo è l'inizio del round. Qui riesci a prendere 4 calci di quei calcioni tutti portati allo stesso modo e nello stesso punto. Direi anche abbastanza violenti. E lì sono stato ingenuo io a trattenermi più del dovuto all'angolo, in quell'angolo a prendere, diciamo. Guarda. Eccolo lì. Quindi adesso me lo sono fatto dare però per riuscire a colpirlo col pugno. Con il sinistro. C'è un momento adesso, no, vabbè, no. Guarda, adesso te lo dico. No. Hai visto come ho parato? Si è visto anche nel mio viso una certa espressione di dolore perché mi faceva male il braccio. Forse questa è la ripresa dove ho sofferto di più, proprio per via di questi calci. Ciò nonostante, vedi, qui sembrava che non l'avessi toccato, poi lo vedremo meglio al rally. No, era un gancio sinistro molto largo, però sempre d'incontro perché lui stava calciando e sono riuscito a prenderlo sul tempo. Qua ecco, cerco di cercare di finire. Guarda la smorfia ora. Lì è entrato qualcosa che non si è visto. Qua nella foga anche spinta. Vedi, uno. Ecco, destro. Questa è l'immagine dove mi colpisce più volte col calcio. Eccolo qua, uno. Perché poi doppia subito, cioè il calcio, poi cerca di boxare. Tenta di dare un 1-2. Non mi inquadra, però col calcio mi tocca sempre sullo stesso punto. Ecco, poi ho capito che era meglio uscire dall'angolo perché... E qui lo fa un'altra volta, ma riesco a prendere sul tempo col sinistro. E qua si respira un po', no? Sì. Guarda, vedi? Vedi, sì, anche dall'espressione del mio viso. È arrivato, no? È arrivato. E adesso mi calcia, se non sbaglio, adesso riesco a prenderlo con quel gancio largo. No, dopo. Prima ne devi incassare ancora un altro. Meglio andare via anche da quell'angolo. Più un'azione un po' sporca, un calcio frontale. Però tende sempre a riprendere il centro del ring, lo vedi? Lo vedi, io mi permetto di dirti, lo vedi. L'hai visto anche molto più da vicino di me. Eccolo qua. Eccolo qui, vedi? Quasi in saltella. Come ho visto che se lavava la gamba, sono partito io col pugno. E qui, ancora una volta, evidentemente si spegne qualche cosa. E qui è la fretta di finire. Ecco un altro destro a segno. Qui sembra che abbia proprio rinunciato a difendersi. Guarda, cerca di tenerti, non ci riesce. Incassa anche una botta, probabilmente dalla bocca dello stomaco. Salvato dal gong qua. Sì. Pubblicità per noi, torniamo tra poco. Tornati per continuare a vedere l'incontro che ha portato al titolo mondiale Alessio Rondelli. Adesso partiamo con le ultime riprese, vale a dire l'esame della nona, della decima e dell'11ª. Noterai che è cambiata l'inquadratura perché nel corso dell'ottava ripresa che abbiamo visto prima dello stacco pubblicitario
avevo iniziato a pensare che potessi chiudere il combattimento prima del limite, per cui ho chiesto all'operatore di venire più vicino. sotto il ring e fare le riprese da qua, perché avevo paura che poi la gente saltando in aria per il tifo ci impedisse una corretta ripresa. È un altro angolo d'osservazione questo. Sì. Ovviamente avvicinandoci anche coi microfoni possiamo sentire maggiormente anche tutti i suggerimenti che arrivano dall'angolo. Sì. Sentono anche di più i colpi, ecco un altro destro d'incontro. Dall'angolo ti hanno appena detto non serve andare avanti e tu sei partito con un calcio. Sì, perché ero in vantaggio di punti. Ecco qui, questo è il gancio sinistro che di nuovo messo in difficoltà. E qui non lo molli perché devi approfittare qui... prima che riordini le idee, no? Esatto, cerco di sfruttare il momento. Era sempre pericoloso con quel calcio, fino all'ultimo, nonostante le botte che... Sì, nonostante i conteggi, nonostante tutto, adesso rivediamo anche sempre qui. Forte e preciso. Ed è diciamo il colpo che mi ha messo, quello che mi ha impensierito. Ecco, questo è il gancio sinistro. Dato mentre andavi via poi? Sì, sì. In uscita? In uscita, esatto. Questa è la ripetizione dello stesso colpo perché anche al rallenti, eccolo qua, boom, è difficile da vedere a velocità normale, nel rallenti precedente, perché poi si pensa, dice questo è andato giù perché, lo riproponiamo ancora, il colpo c'era tutto, è che era talmente veloce, per di più fatto nel momento in cui vi stavate allargando, prendendo la distanza, eccolo qua, evidentemente la punta del mento. Sì. Sì, è stato preciso, infatti si vede anche là. Visto il movimento della testa. Sì. Oh, per i ben pensanti che... Sentiamo l'angolo intanto. No, chiudi con le gambe. Non stai più chiudendo con le gambe. Se chiudi con le gambe la finiamo ora. Se tu mi fai una combinazione come ti dico io, dopo quel cazzo di gancio, chiudi col settore lento. 10 secondi. Adesso ci sei. Praticamente mi stanno chiedendo di chiudere l'azione con le braccia, perché comunque ho lavorato molto con le braccia in questo match, e di chiuderla con il calcio, onde evitare dei suoi... che lui controbatta, ma anche proprio per il punteggio finale, per andare sempre crescendo come punti rispetto... Ma si ascoltano i secondi all'angolo, oppure uno arrivato a 2 riprese dalla fine, a 3 riprese dalla fine? Sì, si ascoltano, però poi, perché comunque chi sta sotto riesce a capire di più qual è la strategia migliore da adottare, però poi è anche vero che sul ring ci sei tu, diciamo che è un 50 e 50, un po' fai quello che ti senti e un po' fai quello che ti dicono di fare. Qua si sente di più anche il tifo, sì. Perché se l'operatore deve essere questi colpi che si sentono sono le manate di Fabio Ferrari sul ring. Sul ring quando fai qualcosa che evidentemente non gli va bene. Per richiamare la mia attenzione comunque.
Qui stai anche io. cominciando A crederci. a crederci. Allora, rivediamo al rallenti. Ho rassicurato il tifo, i tifosi, Ci che era sono tutto ancora, sotto ci controllo. sono, sì, sì. Come ti vedi? Intanto ancora molto sulle gambe, tranquillo, sulle gambe in senso buono, no? Sì, sì, Ce li hai? sì, per questo match veramente mi sono preparato tantissimo. E poi comunque il fatto di sapere che ero in vantaggio ti dà la forza di continuare a fare ancora di più. Sentiamo l'angolo. Ascoltami, mi devi ascoltare un attimo. Sono due riprese. Cioè, 2 riprese. 4 minuti, non devi rischiare Non devi il rischiare. combattimento ci vuole. Ce la facciamo a parlare. Capito? Grazie. Non la stai facendo dopo la bomba, ci scommetti che finiamo La così? bomba è Voglio il quei pugno, colpi di braccio pugno che stai forte. portando in combinazione. La chiusura, cravatura di anca, insomma. Lo metti poco giù di qui e poi scende. Ok? Mi sta chiedendo Sì, ecco, questo è chiudere e col tu- calcio. E tu ti sei girato perché i tuoi sostenitori se la stanno, i tuoi amici più intimi, più cari, se la stanno prendendo col pubblico che assiste passivamente, allora tu ti sei Sì, ho girato. avuto la lucidità di girarmi e di riprendermi. E beh, perché comunque so che per te loro erano tutti amici le persone che erano lì. Sì, solo che reagivano evidentemente in un altro modo, gli altri Sì, erano in non apprensione. tutti, esatto, non tutti riescono manifestano le loro emozioni urlando, molti stanno zitti da una parte e se lo subiscono insieme a me l'incontro. È l'emozione comunque. Bravo in chiusura di gambe. Ecco il suo calcio, sempre puntuale il suo calcio. Le braccia alte, Ale, sempre. Pronti in difesa, stoppate. Calcia, posteriore, boom, 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 boom. Post, 2. Eccolo qua, questo è arrivato bene a segno, hai visto? Il mio circolare destro, il calcio alla milza, diciamo, a bocca allo stomaco. Posteriore, boom, sulle braccia. Ale, braccia. Non accettare, Ale. Qua ho rischiato, mi sono avvicinato troppo Ecco. per... E qui abbiamo un po' tutti. Qua si inizia un po' a rischiare. Un po' tutti. Abbiamo iniziato a urlare, gira, vattene. Non dovevi dimostrare più niente a questo punto. Sì, sai cos'è però? Che... Guarda, guarda, guarda. Qua, sì, è il colpo che mi ha fatto sbilanciare, però diciamo ero messo Certo. male io, non l'ho accusato No. sulle gambe, tant'è che adesso comunque continuo a lavorare perfettamente in equilibrio, vedi? Scrivo, faccio e sono scivolato. Un altro rischio. Ecco un altro destro a segno. Il suo calcio. E ti dicevo, sì è vero, qua adesso dovevo girare, amministrare la situazione perché comunque ero in vantaggio, però il fatto di star lì a girare, far vedere, avevo paura che l'avversario potesse interpretarlo in altro modo, potesse farsi, Cioè, pensare che come non ne si suol avessi dire, il più, cuore no? forte, Ah. esatto, il cuore forte lui e poter attaccare, siccome mi ha insegnato che la miglior difesa è l'attacco, L'attacco, allora, vabbè, ci andiamo. Ce n'è, birra ne avevo ancora. Prima che si crei Birra ne qualche avevo illusione. ancora, continuiamo. Poi ho sempre sentito anche a buonanima il mio vecchio maestro di pugilato mi diceva che il mancino andava attaccato. Gianni Loci, stiamo sì, parlando sì. di Gianni Loci, Sì, sì. scomparso qualche anno fa, a cui si deve la carriera, molte volte anche brillantissima, di tantissimi pugili sardi. Sì, sì, io E non solo sardi. il mio perfezionamento nel pugilato l'ho avuto grazie a lui, è con lui che ho imparato a boxare. E devo tanto a lui. Infatti. L'incontro invece con Marco Scano è di vecchia data, è recente? No, è relativamente recente, risale all'anno scorso, 2 anni fa. Anche perché è strano, perché uno che è stato campione europeo di pugilato e che quindi sposa il pugilato in tutto e per tutto,
e poi difficilmente si avvicina a questo sport dove, siccome molti campioni sono di origine sarda, e Gesù Scurinti a puntare a Sdevei, che è un po'... No, Invece ma a ho lui visto... piace, lo affascina, perché comunque ha visto che soprattutto in questa specialità della kickboxing, il full contact, il pugilato ha un ruolo essenziale. Questo incontro stesso lo dimostra. La maggior parte delle volte che ho messo in difficoltà il mio avversario è stato di box. E quindi niente, ho continuato il mio perfezionamento pugilistico da lui in questi... No, tra l'altro tu soprattutto devo dire che hai una bella box, cioè insomma probabilmente riusciresti, concentrandoti solo su quello, ad andare avanti anche... Ho fatto qualche match quando qualcuno è andato bene, qualcuno un po' meno, con i soliti giudizi un po' nel pugilato, quando si combatte fuori casa, o stravinci o, sì. o non ti porti a casa la vittoria, insomma, però non mi è mai interessata, diciamo, la carriera pugilistica, altrimenti insomma avrei continuato lì. Anche perché ho sempre avuto questa talentuosità nelle gambe e sono riuscito a perfezionarla, ed insieme al pugilato fare un mix. Più completo e più a tuo agio in questo tipo di sì, attività. Abbiamo un'altra interruzione, l'ultima interruzione pubblicitaria, e poi andiamo a vedere l'ultima ripresa e tutto quello che all'ultima ripresa è seguito. Torniamo fra poco. In giro per la città, altre sorprese vi aspettano. Di nuovo in compagnia di Alessio Rondelli, che è diventato da poco più di 48 ore, quando stiamo registrando questa puntata di Carissardi, campione mondiale di kickboxing. Ha battuto Jean Martin, il campione francese che era in carica da diversi anni. Stiamo per vedere l'epilogo del match e quindi possiamo andare a vedere intanto l'angolo tra l'11ª e la 12ª ripresa. 12ª e ultima ripresa. Fatevi sentire in questo round, Fuori secondi. Forza col tifo adesso, Lo speaker un po' di parte, devo dire. Massimo Casula. Sì. Qui devi solo aspettare 2 minuti. Eppure cerchi di fare combattimento lo stesso. Lo so, perché come dicevo prima non riesco a star lì a girare intorno, anche perché io sono abituato a combattere a torneo, quindi sui 3 round dove l'intensità è altissima, e stare anche solo un round a guardare l'avversario mi riesce difficile davvero. Ecco qua, volevo fare accademia. Questo era per il pubblico. Questo era per il pubblico, che poi, essendo lui mancino, è un calcio che, come vedi, infatti mi ha dato sulla schiena, mi offre il bersaglio non giusto. Qui secondo me sì. Sta cominciando a dirti che hai vinto tu. Bisogna però qua capire visto che fino a che punto ci si può fidare, no? Infatti. Perché poi lui adesso attacca. Guarda. Perché ha visto che girava, mi ha fatto... Questo forse anche a conferma della tua scelta prima, quando tutti ti dicevano smettila, gira, eccetera, e tu hai detto l'ho fatto per non dargli coraggio, vedi? Esatto. Ti ha visto fermo e è partito subito, guarda, magari nella speranza. Allora, qua mi ha colpito con un calcio sulle braccia, che ho parato comunque, però stava facendo perdere l'equilibrio. Poi sì, l'ho visto troppo incalzante, l'ho legato un attimino. È tornato baldanzoso. Ecco qua un destro a segno d'incontro, questo micidiale lo stesso. Un quest'altro sinistro. E qua è di nuovo in difficoltà. Anche se il suo calcio lo tira sempre. E qui cosa stiamo a fare? Aspettiamo la fine? Ma io sorrido, dico mi fido, non diffido. È finita. La sputa del Guarda paradentro. come recupera, guarda, vedi. Neanche il titolo mondiale non vale un paradentro. Ecco, salgono i miei amici.
Ragazzi, non cercai di portarmi in trionfo, ma era in effetti... State giù, vedi, tutto, lucidissimo. dobbiamo consegnare anche dei premi. Non salite sul ring, per favore. Allora, c'è un problema, non si trovano le forbici per toglierti i guanti e tu sì. devi andare Io devo andare a impadronirti della cintura. Tra un po' ti giri verso di me e mi dici: ma mi state inquadrando così da vicino? Quindi non ho capito se fossi completamente o concentratissimo o fuori di testa. Perché non mi ero reso conto fino a quel momento che avevo le telecamere, che c'era la televisione. Bell'avversario comunque. Sì, sicuramente. Sopravvalutato, forse. Però comunque fino all'ultimo pericoloso. Sì, l'abbiamo visto. Per favore, non saliamo sul ring. Marco senza voce. Come al solito. Vedi, mi stai riprendendo da vicino. Infatti, perché ho pensato, chissà che brutto che sono con i colpi che ho preso. Un po' gonfio. Volevo andare a raccogliere la mia gloria. Ecco Massimo con la cintura di campione del mondo. Ovviamente sei concentrato su di te, io che ho già visto diverse volte queste immagini, c'è proprio il coach del tuo avversario che a un certo punto gli dice: vai a salutare i tuoi secondi e a rendere omaggio al vincitore. Molto sportivi, devo dire. Sì, sono stati dei signori. Questo è il momento più emozionante. Sì, quando parte la musica. Sì. Qua Massimo è venuto a prendermi per fare le foto, ma di nuovo c'è da fare. Che volevano portarmi in trionfo. Poi mi tirano, qua mi stavano anche facendo male. A un certo punto adesso dico: mi volete mettere a capo voi? Non ci riuscito l'avversario. Sì, qui c'è il rischio perché poi che cedesse. che c'era la cintura, non so se hai visto, c'erano le ali dell'aquila qui su, sullo sterno che spuntavano e potevo anche rischiare di farmi male davvero. Questi li conosci uno per uno, Sì, potresti questi nominarli. sono esatto, questi sono amici molto intimi. Ecco il padre dell'altro campione del mondo, che è alla Sardegna, che combatterà tra poco. Sabato 22 giugno. Ecco Padre di Giampaolo Spano. le ali dell'aquila a cui facevi cenno prima. Ecco Chico. Poi io dopo qua ti ho perso, quindi non so fin dove ti abbiano portato in trionfo. Ma hanno fatto fare tutto il giro del ring praticamente. E qui la parte dell'agonismo, la parte della gara, il pre-gara, il dopo-gara e via dicendo. Prima di andare a chiudere ti riassumiamo tutto in musica, è una clip che ti dedichiamo e ti regaliamo volentieri. Le riprese sono di Stefano Nieddu, il montaggio è di Simone Serra, la vediamo insieme e poi alla fine ci salutiamo. Perché, scusa, nel cartello Tordelli? Molti hanno pensato a un errore, eccetera. No, allora, è perché un soprannome. Che no, praticamente, siccome per questo incontro sono dovuto scendere di peso
appunto nei 78, io che in genere combatto nei medio massimi negli 81, e quindi ho dovuto perdere anche un po' di massa muscolare, e come sono dimagrito mi si vedeva anche in viso, nel collo. E scherzando un amico mi ha detto: Mizzica, sei dimagrito, sembri un tordo. E da lì è nata questa cosa, mi hanno fatto anche lo striscione, infatti, che poi tra l'altro non ho visto, ho visto solo dopo, con le riprese, lo striscione Con la scritta. con la scritta, però sapevo che l'avevano fatto. Andiamo Ho Simone, con la svelato clip. anche questa. I have often dreamed of a far-off place where a hero's welcome will be waiting for me, where the crowds will cheer when they see my face, and a voice keeps saying, "This is where I'm meant to be. I'll be there someday. I can go the distance. I will find my way. If I can be strong, I know every mile will be worth my while. When I go the distance, I'll be right where I belong." An unknown road to embrace my fate. Oh, that road may wander, will lead me to you. And 1,000 years
Emozionante quasi quanto il match. Eh sì, Eh? molto davvero. Sia l'operatore sia il tecnico che ha Complimenti, montato. è veramente un bel montaggio questo. Te le do, Davvero, sì. No, viene a me, quindi Sì, adesso sì, sì. stavo chiedendo. Bene, abbiamo chiuso. Senza C'è parole. qualcosa che vuoi aggiungere? Ringraziamenti di Sì, rito? certo, certo. Allora, volevo ringraziare allora, le persone che mi hanno aiutato in questa impresa, a partire da Fabio Ferrari, dal maestro Fabio Ferrari, col quale ho fatto tutta la preparazione di ben 2 mesi, i tanti sparring partner che mi hanno aiutato, perché comunque gli sparring partner sarebbero coloro che, Sì, sì, sì. per il pubblico dico, sarebbero coloro che ti aiutano a provare il combattimento in palestra. Ne avevi trovato Mancini o... No, però no, perché purtroppo della mia categoria non c'è tanta gente in attività, diciamo, che tira ai miei livelli, quindi non è semplice. Poi comunque anche il fatto che è sempre comunque uno sparring, è sempre un qualcuno che viene lì a prendere botte da te e uno dice chi me lo fa fare. Quindi volevo ringraziare appunto tutti i ragazzi che mi hanno aiutato. Poi vabbè, a parte loro, ovviamente Marco Scano che mi è stato di grande aiuto anche lui all'angolo. Le palestre Insomma. probabilmente, no? Sì, sì, le palestre, le mie palestre, la Palestiche che ha organizzato tutta la manifestazione e mi ha dato appunto il modo di poter fare questo mondiale. Lino Fanni che si è comprato Lino- apposta la telecamera Lino- per farti le riprese. Certo, certo. Sono E di mi ha- quelle piccole cose costruite tra amici veramente. Sì, 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 veramente. E poi niente, anche a Massimo Casula. I 2000 che Casula sono venuti a fare il che tifo ci ha per fatto te. da speaker e comunque ha patrocinato a livello federale il tutto, diciamo. E tutti i tifosi che sono venuti da Carbonia, tutti quelli da Cagliari. E niente. E poi ci sarà tempo per pensare sarà a chi tempo. altro. Però non mi eh, sia sfuggito nessuno. Sì, va bene, se è sfuggito qualcuno si ritenga ringraziato. Allora, vi salutiamo qui, ringraziamo Alessio Rondelli, Grazie adesso a abbiamo voi. una piccola formalità da espletare che per salvargli la faccia, siccome abbiamo questa postazione, ricorda un po' il film di Stallone Over the Top, no? Per Facciamo cui un braccio di chiudiamo ferro. col braccio di ferro, però siccome nelle prove l'ho già battuto 2 o 3 volte, Simone, puoi sfumare con la sigla perché non mi sembra giusto umiliare. Grazie ancora, in bocca Grazie al a lupo. te, arrivederci.